nice and sheltered with mama's pretty stories, and you're all made up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Come on in and listen, lost words you give me a sin. All the fire you're bearing, the eye of the darkness, your light. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination, and you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. Ooh, you, so true. So here is the clue. Hard to remember. Visions they come true. Bend the lights will steal. Show me the champion of light. I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Diving deep to the surface. And all your stories of crime and chilling thrillers and hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to run away. The story's the end, all a piece of true fiction. They mean endless in the face of creation. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way.
surrender to. Echo seems to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Oh, eccoci qua, eccoci qua. Allora, un attimo soltanto. Eccolo che è apparso anche lui. Allora. Innanzitutto, buonasera a tutti. Un attimo che cerco di mettermi un pochino la chat meglio a schermo. Allora, sto provvedendo anche per risolvere per gli altri canali perché mi sto perdendo dei messaggi, persone che chiedono di essere salutate, ma non le vedo, quindi vedremo già da domani perché mentre andava la sigla ho trovato anche qualcosina che forse mi può aiutare. Allora, due parole da spendere su di lui. Di Atlus penso che possiamo ben dire, su questo canale ci strafidiamo. Ora qualcuno potrà venirci contro e già l'ha fatto prima. Eravamo in una chiamata Discord io e Gianmarco per organizzarci un pochino per oggi. È entrato un personaggio del canale dando contro Atlus per un gioco che ha fatto uscire. Però noi in Atlus crediamo sempre fino alla fine. Allora io per lui ho riservato il trattamento massimo. Fatte tutte le commissioni così non mi può disturbare matematicamente nessuno. Comprato qualche snack che ho consumato oggi mentre settavo le ultime cose. Birrettina fresca che è qui vicino. Ora, fortunatamente hanno fatto uscire il prologo, anche perché, cara Atlus, ti amiamo e ti vorremmo sempre bene. Però i prologhi dei giochi Atlus sono belli, belli pieni, belli ciccioni. Quindi noi iniziamo a farci la demo. È scritto che si possono trasferire i giochi il salvataggio, scusate, nel gioco completo. Togliamoci la rottura di palle davanti e iniziamo a studiarcelo come se fossi un persona. Ecco, quindi mi vedrete stare fermo a leggere menu e a fare cose 50.000 miliardi di volte. Frega cazzi. Ecco, detto proprio semplice. Se volete vedere una reaction come un malato di testa può giocare un titolo del genere, ragazzi, porto tutto in live dall'inizio alla fine, uno ad uno. Tutto. Quindi, io adesso premo per iniziare. Quel video che c'è stato prima, io già l'ho visto per il semplice motivo che ieri lo abbiamo aperto dopo la live per settare le impostazioni OBS perché è parso un fregacazzi. Ah, sono i sottotitoli. Ok, ecco, questa era una cosa che volevo provare. Ho settato un sistema per i sottotitoli in modo tale che traduca quello che dico in inglese in tempo reale. Solo che sta dando dei risultati. Va bene. Comunque lo abbiamo aperto ieri e c'è partito subito quel video. Io ora non so se lo farà vedere quando selezioneremo nuova partita, se no al limite
Prima che stacchiamo comunque la live ce lo andiamo a rivedere. Io metto nuova partita. La tentazione ieri è stata fortissima, forte. Infatti ho detto, ma inizio una live all'improvviso. No. Ho detto, aspetto domani. Oh, sì, si inizia. 誰かな。どこからか私を覗き見ているのは君が何者かはわからないが、私たちの世界に関心があるのかい。興味深いね。名前を教えてくれないか。他の誰でもない、今こちらを見ている君自身の本当の名前を。 Allora, partiamo da questo. Perché siamo nella nostra era moderna? Che c'è una macchina? Persona? Io a Gianmarco oggi, che ho invitato a provare la demo e mi fa piacere, si è messo oggi, eravamo in Discord, e sentire le sue reazioni ad un titolo del genere è stato bellissimo. Crossover con Joker di persona, tanto Joker Atlus lo infilo ovunque nel vero senso della parola. Quindi, chi siamo veramente? Allora, chi sei tu che guiderai il protagonista? E beh, a questo punto, Vincenzo. Confermiamo il nome. Il tuo nome è davvero Vincenzo? Darai un nome al protagonista più tardi. Ma no, nome originale, va bene. Quindi sta parlando proprio a noi. Ecco. 君は異教の住人らしい。私のいる世界の出来事は君にとっては絵空事、別の地平の物語、すなわち Ma ragazzi, le cazzate voleranno a fiumi. 全てが Quindi 君とは無関係だと言い切れるだろうか。こちらの世界に触れようとしているなら、初めに聞いておこう。幻想とは現実に影響をもたらさない無力な作り物か。 la fantasia è limitata ai confini dell'immaginazione. La ritiene un costrutto senza alcun potere. La fantasia non è limitata, secondo me. Siamo noi che tendiamo a bloccarcela, chi per un motivo, chi per un altro. ただの夢物語ではなく、幻想が己の生きる現実に何かをもたらすこともある。君はそう信じているわけか。私には未だ答えがわからない。だがもしも幻想とは世界がこのままである必要はないという願いなのだとすれば、幻想こそが世界をも作り変える新たな現実となるかもしれない。それを確かめるため、君が体験しようとする物語を見守ってみることにしよう。それでは始まりだ。 Allora, modalità per i giocatori che vogliono godersi la storia. Va bene. Possiamo questa per la seconda run. Livello di difficoltà per i giocatori più esperti che amano affrontare battaglie impegnative. Può essere modificato in seguito. Tu e tua sorella. Si inizia difficile e si finisce a difficile. Ecco. Buona visione a tutti. うまく入り込めたね。ここを抜ければもうすぐ王都よ。本当なのか、王様が死んだって。軍は葬式の支度に兵を取られて治安は最悪。ただでさえ妙な怪物が出るとかで兵隊が足りんのに。怪物か。確かに近頃噂を聞くな。Brutte persone? に王には世継ぎがいない。後釜争いで揉めるだろう。 O brutte bestie? 何 Brutta bestia? Oh cazzo. Ah, giustamente, ok. 諸君、我々は自 Questi 由。 sono i mezzi di trasporto di questo mondo. 王家も聖教ももはや救いにならぬ。軍神ルイ様の世が来るぞ。資金と忠誠を捧げよ。従う者は守ろう。だが逆らえば
波動機 Un innesco magico. Ok. 族のくせにほら出せよしそろそろ早くしろ次お前こりゃ珍しいエルダ族か本当だ角も長い耳もね汚れた種族だ王都に何の用だ Allora, iniziamo a stare calmi, eh. おっと Già le mani addosso. Che cos'è questa prepotenza? こんなもん持ちやがって Oh, oh, libro mio. No. Kingdom Hearts, Nomura, confermato. C'è il sangue. Il sangue c'è. 逆らうなと言っとるおい騒ぐな皆殺しにされたいか Sì, sì, fammi menare pure a me, dai. 抜いてみる死ぬ覚悟はあるということだな。邪魔だ Funzione? No, brutto. Brutto. Allora, vediamo in live se regge. 治安悪すぎでしょ軍神ルイ様の世が訪れるとか言っちゃってちょっと大丈夫まあ Vediamo se va abbastanza fluido. Ok, dai, si vede comunque バ bene. レずに済んだし幸運だったと思いましょう Ho messo i dettagli a medio. Ho detto iniziamo a vedere così se il PC e OBS vanno d'amore e d'accordo. Se continua così lo settiamo ad alto e vediamo se si vede anche meglio. Allora, Mina non ha scoperto la nostra missione, sarebbe potuto andare peggio. Quale missione? Noi adesso siamo arrivati... Signorina? 匿名って？ちょっと冗談でもやめて分かってると思うけど私たちの正体が誰かに Chi バレたら siamo? 終わりだからね Gallica? Dimmi pure. 命より重い任務よ失敗したらもう行き場なんてないんだから大丈夫 Trovare un posto da cui possiamo osservare l'intera zona. Atlus, già mi fai giocare? Ma non mi hai mai abituato a questo. Allora, usi i tasti di movimento per muoverti, RT per scattare, B per schivare gli attacchi nemici. Ok. Le azioni disponibili e i relativi comandi sono indicati in basso sullo schermo. Puoi anche usare la minimappa collocata in basso a sinistra per capire dove ti trovi rispetto alla tua destinazione. Ok. Quindi ci perderemo solo 800 volte invece di 1600. Allora, puoi accedere di nuovo ai tutorial, grazie. Oh, i primi passi di un fanciullo. Allora, menu. E c'è giustamente il menu, quello prepartita. Io non posso esaminare lui, non posso vedere il status, non posso vedere un cazzo di niente. Come oggetti che ci abbiamo? Erbe medicinali. 50 PS. 100 PS. Ok. Poi, oggetti chiave, romanzo fantastico. Un romanzo che parla di un mondo fantastico. La copertina è sbiadita e l'autore è ignoto. Abiti da viaggio eleganti. Di abiti da viaggio originalmente indossati nel nome. Veste fiorita. Ok. Spada ereditata. Tagliente. Ok. Armature. Cappellini. Et varie. Eccetera, eccetera. Allora. Io mi muovo nel mondo e vedo cose. Chi si muove? Non faccio niente. Ok, c'è un nemico. Ecco, come funzioni? Ok. Questi nemici sono pericolosi. Quindi io che devo fare? Premi LT per usare la vista fatata. Poi ci fa vedere i livelli e la difficoltà dei nemici. Ok.
Voglio evitare azioni avventate, sì. Allora, noi ci serve un nemico di media portata. No, tu no, sei brutto. Sei brutto e fai male tu. Allora. G dell'acqua pomeriggio, cose va bene. Allora, intanto inizio un pochino pure ad esplorare. No, Chimera fa male. Chimera fa male, tanto male. Allora, però aspetta, effettivamente noi non... No, tu fai male. No, no, scappa, scappa. Così ispira l'ultima fantasia. Allora, questa linea del multiverso è fallata. Ok, vabbè, a posto. La schermata di morte l'abbiamo vista. Ci siamo tolti lo sfizio. A me più arrivederci. Allora, ecco. Va là come siete belli. Sconosciuto. Voi già siete più... Oh, porcellino birichino. No. No, no, questi fanno molto male. No, no, vai via. Andate via. Andate via. Non mi calcolate. Via, via, via. Via, aspetta. Non ti devo pensare da RPG normale, ma così forse... Se me la gioco bene... Se me la gioco bene... Riusciamo a fare... Una piccola cosa carina e simpatica. Non va proprio a 60. Forse lo devo scendere a dettagli bassi. È come quando in Kingdom Hearts ti farmi i punti esperienza lottando contro Di Rico. No, allora, 2 alquanto uno ci pensa un attimino su, ma 3 no. No, sì, 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 va bene, va bene, va bene. Tante care cose, eh. Non devo tenere d'occhio quello con meno energia. Ecco, questo qua. Oh no, problema, problema, problema. Ok. Addio, cazzo, che male, ragazzi. Si può fare. Si può fare, quindi ho detto questo lo porto 1-1. Faccio conto che non sto giocando in live. Sto giocando per i fatti miei. Cioè, tanto ce ne andiamo da qua quando almeno uno non è morto. Allora. Ehi tu. Bricconcello, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Bravo, vieni qua, vieni qua. Da solo, da solo. 1, 2, 3. No, ok, devo vedere quando fa il flash bianco. Ecco qua, così. Ok. No, no, no. Ho fatto una bella sequenza lunga, gli ho fatto. Allora. Viaggiatore. Attenzione. No. Ecco, ho visto che stavi facendo l'attacco birichino. No, che c'è? Che vuoi tu? Che vuoi? Che cosa vuoi tu? Vai via, fatti tu. No. Te ne devi andare però, sto parlando con l'amico qua. Oh, è morto. È morto. Possiamo cambiare zona. A posto.
Allora, adesso mi fate andare lì e continuiamo la storia. Tu fatti tu e qua non ti muovere proprio. Dai, ferma lì. Sono molto aggressivi. Vabbè, che c'è? Che? 見て Arrivato giusto giusto. Che cazzarola è? 一応確認しとくけど初任務の手順分かってるよ Siamo arrivati adesso, signorina Gallica. Non so, cioè non c'ero. Rinfrescami la memoria. なんだっけ。命より重いって言ったよね。まずはオートに入って母兵者で新兵として採用されるよう動いて。これは王国の命運がかかった特命。遂げるか死ぬかよ。 Ok, cose semplici. Cose semplici, va やり遂 benissimo. げましょう。日が暮れる前に抜けないと危険ね。めげずに急がなきゃ。不安は現実に恐るべき怪物を生み出す。 Sbloccami il gioco e andiamo avanti. Fammi tutorial non tanto pesanti, dai. 気休めくらいにはなるでしょ。 C'è cura? Cosa fai tu? Riesco a sentire una musica ispiratrice direttamente nella testa. Sarà la magia di Gallica. 初めて生まれた魔法は音楽なのよ。どう？ La musica è la prima magia. Hai detto così affettivo o c'è qualcosa sotto? 見て。あそこね。 Allora, mo proviamo a modificare un pochino le impostazioni video. 行くわよ。 Continuiamo a muoverci e non facciamoci notare dai nemici. Ma tu stai scherzando? Allora, queste sono le impostazioni. Scendiamo a 50. Darsi che va un pochino meglio. Andiamo con queste qua così. Normale. Ok, comunque si vede bene, dai. Allora, ora dobbiamo giocare seriamente. No, sono tanti. Questi sono gli oggetti. Ok. 使えそう。 Allora, 行きましょう。 voi siete sempre iene. Livello 8 è troppo pericoloso. Vabbè, qua dobbiamo solo correre alla fine. Minchia. 8つの種族と3つの Ah, ok. 魔法の恵みに抱かれる大地ユークロニア連合 Ave Peppino. Peppino è bellissimo. Sto godendo come un riccio. ユークロニアは突然の王の死に揺れていた不安から種族同士はいがみ合い C'è stato un commento uno su 格差が引き裂か Facebook. れ Ho provato la かつ demo て di Re 歌われた英雄 Fandazio, 譚 ma を覚えている praticamente è 者 Persona 6, ma questi non hanno paura che l'Atrus No, no, di- no, lasciami. Io ho fatto solo l'introduzione. C'è stato un punto, uno di quei punti dove prendo io le capate. Ho detto noi non ce ne andiamo da qua. Fino a quando io ho fatto questa cosa. È successo dopo 10 minuti di gioco. Ho detto no, aspetta un attimo, non è possibile. Infatti hai letto a qualche parte che nei primi minuti succede qualcosa di particolare. Sì, a parte quello che è stato un attimo disturbante. E quando vedrai una cosa, dirai la mia stessa espressione. Tu vedrai una cosa e dirai una parola. Una. No, no, no. Te la faccio facile. Un cognome. Un nome. Nomura! Ecco, appunto. Non sapevo. No, ma è proprio quando la vedi, dici, guarda, no, Hai letto sembra, che cosa ha detto Yoko Taro oggi in un'intervista? cosa? Gli sa, ma perché, come mai questa collaborazione con Stellar Blade? Ci sarò molto sincero, per i soldi faccio qualsiasi cosa. Quelli ce ne vogliono Però 100 non di Nier lui. nuovo manco fa per i No, soldi, niente, vabbè, niente, no. niente. Vabbè, intanto già questo lascia fare. Finale segreto alla fine.
波動機の正しからざる使用の C'è Zelda スケートする lì sopra. Prendi Zelda. Assapora Zelda. Poi io me lo mangio domani. Mo c'è lui. Mo c'è lui. ってだけで言い分すら聞いてもらえないのひどいだろ。あんた何か恵んで Ok, beh, questo è il video. Uno dei primi trailer, mi sembra. Sto filmato già l'avevo visto. Di trailer ne ho visti giusto 2 o 3 perché volevo sapere proprio il meno possibile. 田舎とは違うのよ。まったく。 Di base è stato assassinato il vecchio re. E questo sta portando un pochino a bruttissimi problemi. La criminalità si sta alzando e l'abbiamo visto. E noi siamo qui per qualche motivo. Allora, prego, giri pure le pagine tranquillamente. Salve. にしてもさすがオートね。いろんな種族が行き Allora, 交って。 questo diciamo è l'hub centrale, dai. でも決まった種族が幅を利かせてるらしいよ。クレマール族とかルサント族とか。ただでさえエルダ族なんて珍しいから絡まれないよう気をつけて。 Beh, ねえ聞 noi... いた陛下の話病気じゃなくて本当は殺されたとか Sì, e nel video iniziale fa vedere chi l'ha ucciso, ma 確か王子様の appena lo rivedrò capirete di chi sto parlando. Che tanto di sicuro si rivede. 争いよね。辺境で怪物が出たってよ。今度も兵隊を送るらしい。ここんとこ軍はふぬける一方だな。ルイ様が中央にいた頃はもっとビシッとしてたのに。この国どうなっちまうんだろうな。 Allora, せめて後継ぎの王子が死んじまってなけりゃな。 che è successo? 陛下 Flashback? がられたこの一大事にもやはり王子殿下の身に変わりはないか。王国一の聖女ですらも気 Ma を voi chi siete? Scusate. いかな我らであってもどう Lei chi è? Che state facendo? Cioè, già 800 domande. 体の衰弱ももはや限界か。 Ok, una maledizione. A posto. 殿下はお許しにならぬであろうが、やむを得まい。殿下を呪い、陛下のお命までも奪ったあの男だけは決して許してはならぬ。軍へと潜り込み、 Appena esce fuori. 命を届けてはもらえぬか。まさかお主に頼むことになるとはな。だがもはや仲間もおらず。 Ok, e forse si... Ok. Ok, ecco perché siamo qui. 良いか、必ず伝えるのだ。 Quindi la persona, quel grandissimo figlio di buona madre, è collegato anche alla maledizione che ha sta ragazza. Ok, ok. いろいろ思い出しちゃうのも無理ないか。王子様、あんたとは特別な Quale principe? さ、オートには入れたけど、こっからが本番よ。伝令のために同志が潜ってる Ok. 国軍に入隊しないと。 Allora, io già so dove devo andare. 王子殿下が Devi solo far capire un attimo com'è la città. 私たちの正体バレたら終わりよ。骨は拾えないから覚悟して。まずは母兵舎の建物を探しましょう。そこで新兵を募集して。 Sì, fammi esplorare un pochino la città, dai. Allora, mi devi solo dare la mappa. C'è una mappa della città? Una cartina turistica, qualcosa? Oh! Grazie Atlus, che alle mie richieste rispondi quasi sempre. RB. Ok. E noi facciamo un grandissimo salvataggio. E ci siamo tolti un bel blocco da mezzo. Poi, quindi, salvataggio tutto a posto. Noi apriamo la mappa. Ok, vedo dei negozi. Allora, il mio piano è molto semplice. Molto. Il menu non ce l'ho ancora perché 行ってみましょう。 giustamente non mi sembra il caso. Noi abbiamo qualcosina in monete?
Oh, siamo in missione, ci avete dato un pochino di soldi. E se posso prendere un po' di equipaggiamento, io tornerei un pochino fuori se c'è la possibilità. 警備隊仕様の最新型か。これさえありゃちょっとは上位の魔法が使えそうなんだがな。 Ok, quindi nel mondo ci sono questi oggetti che ti permettono, gli inneschi magici, che ti permettono di lanciare magie. いろんな形があるもんなのね。 Ok. Che cos'è un innesco 魔 magico? 導機って。目の前に並んでるでしょ。人が魔法を使うのに必要な道具よ。まあ田舎じゃあんまり見ないけどさ。けど魔法を使うのに道具が必要なんて、あんたたちは不便ね。その点私なんか魔法も使えるし、マグラの流れだって Il magla. まあどっちもちょっぴりだけど。 Cos'è il magla? 珍しい。 Salve signorina. 妖精にエルダ族の子供か。 Salve. 人間のものじゃないの。もしそうなら捕まらないよう気をつけることだ。ここの金持ちには小塚が多いから。 Siamo qua per i cazzi nostri, a dire il vero, eh. 私がここの店主だ。魔導機が気になるのか。これなどいかが。王爵を模した特別な記念品だ。 Scettro reale? 王爵って。知らないんだっけ。ああ、Allora, Gallica, noi siamo arrivati adesso, non sappiamo 王 niente. 爵は代々の王が証として受け継いできた一本の尺状だ。天変地異も起こせるようなとんでもない魔法が使えるらしい。 Vabbè, è l'arma con i supercazzi incorporati. 魔導機だな。王はそれを抑止力に国を守ってきたわけだ。けど跡継ぎがいないまま王様が死んだ。そういうことだ。次期王の魔法の加護は途切れる。 Che quindi per questo si fa l'elezione del nuovo re. Che comunque qualcuno deve avere in mano sto potere e gestirlo. Per come funziona il mondo qui. Vabbè, che ci sono problemi l'abbiamo notato subito, quindi. 自分だけど肝に銘じておく。 Vabbè. なんか妙な天使だったわね。でも確かに気をつけなきゃ。っていうか油売ってられないわ。さあ軍の母兵舎まで急ぎましょう。 Il primo negozietto lo abbiamo trovato e qua ci dovremmo tornare appena ci sblocca 向かおう。 acquisti e cose varie. Allora. Salve. Su questa strada verso la Gran Cattedrale lo troverai sulla sinistra. Non dare nulla per scontato. Vuoi arruolarti come soldato? Beh, non possono fare altro. Capito? Ti ho fatto solo una domanda, eh. Basta, la risposta me l'hai data pure, quindi c'era bisogno di infierire. Allora, di qua possiamo entrare? Io lo so che non me lo fa fare, però io ci devo provare. Salve. Ok, allora. さて Va bene, quindi c'è qualcosa contro la nostra razza. Quindi anche in questo mondo c'è questo problema di merda. Allora. Vabbè, gli Elda sono la merda. Buonasera, Don Fabio. Buonasera. Come la va? Da quanto tempo non ci vediamo, direi, e sarebbe una battuta. Siamo visti neanche 2 ore fa. Allora, tu però mi devi fare esplorare, però. Fammi fare le cose. Dai. Fammi prendere qualche piccola stradina. Che è successo? Bevi questa sera con ancora più じゃ piacere. あここから先は任せるわ。大した問題は起きないと思うけど。 Mi sblocchi il menu di gioco? 聞かれても任 Fammi 務に fare 触れない限りは素直に Dai, 答える。 fammi giocare. 作り話なんて怪しまれるだけよ。うまく採用されるよう頑張って。 Ah.
Allora, じゃあしっかりね。 siamo arrivati qua. Che dobbiamo fare? 貴族出身食うに困らんはずのやつがなんでここに。さては家が落ちぶれたか。ここでは強さを家柄で測るのか、俺を軍に入れるのか入れないのか、どっちだ。って若造がいいだろう。 Prossimo compagno di squadra? だが軍務では長官命令は絶対だ。死ぬことだって任務に含まれる。青臭い坊ちゃんに現実を叩き込んでやる。せいぜいお国のために死んで役立て。貴重な味方を脅して統率か。思ってたより能なしの集まりだな。でも安心しろ。この国は俺が変えてやる。 No, Fabio, l'ho detto pure all'inizio della live. せておけば。 Birretta pronta, snack fatto. A lui sto riservando il trattamento migliore. Cioè lo aspettavo proprio ほら次。 per bene. 早くしろ。はあ、エルダ族だとまだ生き残ってたんだな。年は Ci hanno mandato qua, scusate. 八の孤児か。兵士としてはうってつけだな。志願した理由は何だ。 Allora, voglio lottare per il cambiamento. Ho bisogno di soldi, mi annoio. No, voglio lottare per il cambiamento. Noi abbiamo una cazzo di missioni, abbiamo. ねえな仕草で他に稼ぎ口もなかっただけだろ。で、軍でどういう活躍ができる。得意なことはあるのか。 Non lo so, non ho mai sbloccato il menu. Allora, questionario per decidere i punti. Allora, sono più forte di quanto sembro. Ho mente acuta. So incassare bene i colpi. Sono piccolo ma veloce. Ho sempre avuto fortuna. La risposta è ovvia. So incassare bene i colpi. Già l'abbiamo provato prima. Fabio, c'è stato un po' di zona di hub di gioco dove ho potuto combattere in modalità action. Sono riuscito a farne fuori uno, però loro quando mi toccano mi fanno 50-60 di danno. Io gliene faccio 2. Se te la giochi un po' riesci a farne fuori. Il problema è che ce ne sono 4, 5, 6. Quindi iniziamo a difenderci un pochino e ci farmiamo punti esperienza, monete, soldi, oggetti, far tutto, tutto. 体力には自信があります。体力島。そうは見えんがな。どこまで耐えられるか見ものだ。 Piano piano il giusto tempismo 様 lascia fare. かける È semplice proprio al momento, è stato attacco schivata. Allora, che cos'è? Inserisci il nome del protagonista di questa storia. C'è un nome predefinito? È possibile usare questo? Mo' gli dobbiamo trovare un nome pertinente. Allora, Fabio, se ti riesce, ricordo che tu resti sempre uno degli elementi cardine del canale e dicasi moderatore. Riesci a vedere un attimo se c'è un nome ufficiale per il personaggio? Ok, io così nel frattempo mi controllo pure le altre chat, che di sicuro mi sono perso qualche messaggio, proprio sicuro. Ok, fortunatamente no. Che se no gli si deve trovare un nome a modo. E qua ci potremmo restare anche un'ora buona. Questo è un problema, Fabio. Problema proprio grosso. Oh, deve essere un nome serio. Allora.
Will si chiama? La versione originale è Will. Ok, mi piace Will. Però vediamo un attimo se ci viene in mente un pochino qualcosina. Oh, Smolder, buonasera. Siete arrivati nel momento giusto. Anche se è il momento più palloso, più che altro. Dobbiamo trovare un nome per il protagonista. Che si dice? Ok, ok, Fabio, grazie mille per la spiegazione. Will mi piace, però capi un pochino. Allora, dimmi che ne pensi, perché io è amore. Ecco, sono innamorato. Confesso il mio amore per questo gioco. No, John, no, dai. Toh, così, così. Dai. Ce l'ha la faccia da Marcus. Approvato? Questo sarà il nome ufficiale da qui fino alla mia morte. Quindi io quando ricorderò questo gioco, ricorderò Marcus. Cioè è un ricordo potente. No, Dorian no. So perché se penso, se mi dici Dorian, penso Doria, penso ai biscotti, non... Lui deve menare, non deve essere inzuppato. Marcus non so, lo vedo... Sai, tu te lo immagini lì con la spada, tutto blu, era Marcus! Cioè, già pure i nemici si spaventano un pochino. Dorian, Fabio... Oh, c'è Dorian, uccidetelo. Cioè, guarda, guarda come scivola. Non Facciamo Marcus. O anche Lucas. Si è evoluto. Già abbiamo fatto un level up. Marlucas. Cioè, pensate, Marlucas, così. È lui. È lui. Fatto. Un problema lo abbiamo risolto. Vi piace? Dai, c'è pure il video, mi piace pure per me tenere di sta cosa. Approvato? Mettiamo il voto? È fatta, è lui. No, Lucas, no. No, deve esserci quella K. Non so, a me... Perché la K cazzimma, lui ha molta cazzimma, quindi... No! Smolder, ma... Io avevo intuito, quando ho visto il video che lo annunciarono... Ok, vabbè, titolo nuovo ci sta. Ho iniziato a vedere un pochino i primi video d'approfondimento e mi sentivo qualcosa. Ora, giusto per farti capire velocemente, su questo canale abbiamo apertamente dimostrato il nostro amore per Mamma Atlus. Penso che sia palese con tutto quello che sto portando e che
porterò con piacere. Però poi è iniziato a nascere qualcosina un pochino particolare. Lo vedevo con degli occhi un pochino, ecco, nuovi. E ti vedi un approfondimento e vedi cosine che ti piacciono. Ti vedi un altro video e vedi altre cosine che ti piacciono. Di solito a me, quando capita di qualche gioco, video di approfondimenti, cose che fanno, li vado pure a vedere, però poi ti dico la verità, mi intossico. Che trovi sempre quella puntina che non ti piace e che ti dà fastidio. Su Re Fantazio no. Tutto quello che vedevo era bello. Tutto. Sono iniziati ad uscire i video sulle ambientazioni, sui personaggi. Ho detto no, non voglio sapere niente. Parafrasandolo con tutto quello che ho portato finora relativo a Persona, posso dire che in questo momento state vedendo Vincenzo che sta giocando a Persona 6. Tutto in live. Quindi cazzate, morti. Live dove cercheremo di fare il farming. Io all'inizio non me ne sono andato fino a quando non ne ho sconfitto almeno uno. Un coyote imbizzarrito lo dovevo far fuori, se no da là non me ne andavo. È bellissimo, è bello. E siamo all'inizio. Cioè, tu che l'hai finito. E questo è solo il prologo. Cioè, dagli un voto. Nel modo che preferisci, con un numero, con un voto tipo scolastico. Dagli tu un voto. Ok, ok. いいだろう。貴様の入隊を認める。知っての通り、怪物騒ぎやらで人手が足らん。生半可な覚悟じゃ最初の認知で死ぬことになるぞ。では、受付の中で装備一式と新兵用の魔導機を貸し与える。受け取っておけ。珍しがって壊すなよ。言ってよし。次。 Ok, nell'esercito siamo entrati. A posto. Devi solo aprirti e farmi giocare come dico io. Solo questo ti chiedo. Dai. Allora. Salve, possiamo fare qualcosa con lei? Sì. Sì. Fatemi mettere in coda. Ecco, mettiti in fila. Assolutamente. E passiamo alla fase della giornata. 出るらしいぜあれ見たこともない怪物だっけ兵士が足りないのはそいつにやられるからとか確か名前は人間よし次 Salve, ci dia qualche abilità per piacere. 違う見かけない種族だなまさかエルダ族ってやつかこりゃ珍しい Noi Elda siamo merce rara a quanto pare. こっちが優先だこんなガキに貴重な魔導機の無駄だろたく忌ましい Che non ti fai i cazzi tuoi? 手柄をあげられるこいつはもらうぜ強いなら奪うのは当然かなんだてめえ Oi, Drost! Tutto bene, soprattutto con lui sta andando benissimo. Sta andando meglio di come pensavo. 力じゃ俺たちにかなわねえってのによ種族は関係ないこれは教授の問題だ謝れ俺とそれから彼にもだ Mi date le mie abilità, vi picchiate dopo cortesemente, eh? Ecco, grazie. Generale lì già mi è un pochino più simpatico. Momento. 正しいことをしただけだ俺には大切なこと Vabbè, lui è il primo compagno di squadra. Questo oramai credo sia ufficiale. たくおめ事はごめんだぜほら魔導機だ受け取れ Ah,
Quanto tempo ci hai messo per finirlo, Smolder, all'incirca? Innesco del fuoco. Ok. 初めからマグラの結晶のついてて練習次第で誰でもそこそこに魔法が使える。まあ一日で使いこなせとは言われねえよ。新入りはまず命の心配してな。 Ok. Credo che il capitano con cui ho parlato prima ne avesse uno. Li fanno di varie fogge, come ho visto prima al negozio sulla via principale. それとだ。 Sì, il negozio dove siamo passati prima. これも貴重品だぞ。 Oh, una mappa dei dintorni. Ok. はいこれ地図よ。外は危険なのによく調べてある。確かに軍にしかない貴重品ね。聞け新兵ども、今日から貴様らひよっこどもを預かる兵士長の Mi fate combattere per piacere. 手の通り兵 Quattro rette. Ok, ok. が国葬を警備する。 Quindi è bella cicciotta, c'è un pochino da divertirsi. 荷が重いというもの No, perché se mi dai l'assaggio e mi sta piacendo così tanto, io poi non riesco ad aspettare fino alla data d'uscita, capi? あそこは C'è un problema. 可愛がってもらえ。よしよし狙い通り。同志は Sì, facci andare e facci combattere. A posto. 今夜はせいぜい最後の安眠を味わっておけ。では解散。 Ok, grazie mille. Comunque, bello metafor, nuova Sagatus e tutto ma remake. Sì, Drost, e qua vogliamo aspettare proprio i miracoli. Però Atlus piano piano le sta capendo certe cose. 大丈夫よ。それが死者の Quindi secondo me prima o poi arriveranno pure loro. 知ってるし、安心して。それじゃ Notavo proprio recentemente di quanti titoli stanno riuscendo a portare tra remastered, collezioni e quant'altro. Quindi in un modo o nell'altro credo che prima o poi torneranno pure loro. 寝てる。起きてるじゃん。なんかそのいろいろあった Solamente Atlus si sta svegliando pian piano la mattina. 未だにこうも差別さ Ha れる detto, oh, ma c'ho una piccola miniera d'oro inutilizzata. Ci sono dei titoli che conoscono solo in Giappone e piano piano stanno piacendo anche all'estero. Aspetta, facciamoli conoscere un altro pochino. Pam, fatto. Venduto. こんなもんだろう。私は Troppo qua è così. 切れないけど怪物騒ぎも汚れた種族たちのせいだって噂してる人もいるみたいだしまあ昔 Poi 家族の集落を焼き討ちにしてきた連中だもん mi fa il remake di Persona 4 Golden. E questo è palese. Penso che faranno anche i remake dei primi due Persona a questo punto, perché sennò 思い出したくない。 ci pensiamo che domani dobbiamo combattere. そうだよねけど王子だけは誰でも分け隔てなく優しくしてくれたその恩をしっかり返さなきゃそうだあんたがいつも読んでる本王子にもらったものでしょ見せてくれない Cioè, ecco, il motto per Mamma Atlus dovrebbe essere meno spin-off, più remake in questo caso. È strano da dire verso una software house. Però pensandoci un pochino, c'è tanti di quei titoli che è un problema sempre riuscire a giocare. Ok, buttaci un remake fatto così per bene come Persona 3 Reload. 別にいいけど。 Ecco. 気になってはいたんだよねありがとう Allora, cosa c'è nel libro? 確か幻想小説ってやつだっけ Quindi all'inizio del gioco eravamo noi che leggevamo il libro. Ok, è un piccolo... ce lo siamo risolto. Ora, perché nel suo mondo c'è un libro con una storia ambientato nella nostra realtà? Ah, giusto per farvi capire, Frost, Smolder,
Io l'ho detto dall'inizio, lo sto trattando come un Persona 6, quindi quasi teorizza proprio al massimo, si faranno le cazzate. Ecco, tutte quelle cose che vedete nelle altre live, qua, qua ci saranno tutte. Tutti gli errori, tutto. Quindi, se avete teorie, se avete qualche suggerimento, andate proprio diretti. E non perché sento l'inculata alla Kingdom Hearts e mi serve il vostro aiuto, perché secondo me 実際には存在しない幻想の世界を描いた珍しい本よね。王子が好き perché il principe adorava questo genere di storie? 旅人がその世界を見て驚いたって書かれてるわ。その世界には種族は一つだけ。誰もが互いを認め合 Ah う no, allora non è la nostra realtà, sta a posto. 存在しない Risolto. 一つだけ？私みたいな妖精もいないの？まあ種族同士の揉め事は起きなそうだけど、彼らに魔法は必要ない。学びと手技だけで巨大都市を築く。天をつくガラスの塔、 闇のない安全な夜。 Sto aspettando stanotte per godermi la demo. L'ho scaricata ma ho dovuto fare altro. Guarda, io lo sto amando, l'ho detto prima. Teoria che potremmo farlo noi il gioco. Già c'è un conflitto di interessi tra due realtà e... Devo capire cos'è. Ok, è un mondo parallelo. Se mi inizi a mettere in mezzo la nostra realtà in qualche modo, io vado in tilt e il mio cervello deve capire. Quindi, perché sta accadendo questa cosa? それじゃ今日はここまでね。おやすみなさい。 Basta solo che non esce il secondo libro dove si vedrà un ragazzo nella nostra realtà che sta scrivendo la storia del gioco, perché se no là, se si crea quel loop, ragazzi, a posto, è finita. Parlando di spin-off, almeno alla fine di quest'anno dovremmo avere Persona 5X Global, si spera. Spero che i banner ricomincino solo perché mi darebbe... Allora, domani c'è la conferenza Atlus dal Tokyo Game Show. Ora, indizi a favore? Ragazzi, è uscito il sito della versione ufficiale giapponese. Quindi ufficialmente verrà annunciato per il mercato giapponese. Ci sono rumor e cose varie sul un sito di Atlus America, non sono manco riuscito a capire dove, perché un rumor di un paio di giorni fa io ero ancora fuori Napoli e non avevo internet. Però sembra che insieme a quella giapponese, forse su un sito scritto in inglese in lingua americana, si parlava anche del Global. Quindi io domani comunque sto collegato, vedo di cercare le informazioni per quanto riguarda la situazione. Seguite i social, se viene annunciata la Global, non dico che vi chiamo personalmente uno ad uno e vi dico guarda, è stata annunciata, esce il giorno tot. No, non ho quelle possibilità, però lo verrete a sapere tramite i social, fidatevi. Che succede alle 17:01, lo sapete. Quindi domani potrebbe essere una giornata lieta e felice. Persona 6? E chi lo sa? Esiste? Esisterà? Lo avremo? Ragazzi, domani potrebbe essere una bella giornata, chi lo sa? Quindi... E se mi piace sclero perché mi prendo Mario e Luigi Sparking Zero e poi non posso prendere Meta. Allora... Il problema è questo con i titoli che devono uscire effettivamente tra ottobre e novembre. Ragazzi, ci vogliono 2 mutui. 2. Uno non basta. Non ce la facciamo. Non è possibile. Quindi io, per onestà intellettuale,
l'ho detto ieri sera in live, lo ridico anche adesso perché per me questa è la serie proprio principale di punta del canale, proprio ci tengo a questa serie che venga bene. Ragazzi, io ho avuto il piacere e l'onore, il gioco mi è stato regalato su Steam da quella testa di cazzo che viene in live che si chiama Francesco, e che è un testa di cazzo ma gli si vuole bene però, quindi ho saltato proprio il problema al monte. Sono apparso giù, io mi stavo cervellando su come far rientrare anche lui, e nel giorno del mio compleanno mi è arrivato questo magico messaggio. Quindi quel problema l'abbiamo risolto. Mario e Luigi e Sparking Zero, e devi vedere un attimino tu cosa hai più voglia di fare. Vuoi menare o vuoi fare un bel RPG con Mario e Luigi, un pochino action, o te lo conservi per i tempi di magra? Che Sparking Zero sono le botte, quelle belle. Devi vedere tu di cosa hai più voglia. Dopo Midori io dei leak non no, i leak sto iniziando sempre più a seguirne meno. Ragazzi, si vive meglio. Ecco, 休んでなくていいの？ c'è sempre Nomura nel mezzo. 大丈夫。今日は君と話しておきたいと思ってね。 Quindi noi conosciamo la ragazza che ha subito la maledizione da quando eravamo piccoli. Ok. この本に描かれた国みたいになることだ。理想世界を描いた小説だったね。どの種族が偉いとか。 Sì, Fabio, tutti i leak. Uscirà lo State of Play con questi titoli. Uscirà questo gioco, questo, quello e quell'altro. È stato leccato il video di questo gioco. Ma io mi sto evitando tutto. Ma io sto campando 10.000 volte meglio. Almeno quando annunciano qualcosa c'è una sorpresa. もう誰もあんな目に遭ってほしくない。誰かが変えないと。 No, signorina. Tu già non stai bene. Poi ti fanno pure la maledizione. Non è che... 現実が残酷なのは分かってる。でも最後まで諦めたくないんだ。 Sì, Fabio, non leggeteli. 英雄でなきゃいけない。 Ecco, invece di fare la pubblicità, disintossicatevi dal tabacco, da questo, che comunque sono cose che fanno male, e lo dico io che fumo. Ragazzi, pubblicità progresso, evitate i leak. Non andatevi a leggere sempre tutti i cazzi di quello che vi piace, cioè lasciatevi sempre qualche sorpresa. そんな理想の国をね。笑われるかもしれないけど。 Voi mi dovete dire dove avete preso questo libro e chi l'ha scritto. いつもそうだった。苦しい時に君がいたから、どんなことも乗り越えられた。叶えよう。君ならなれるよ。英雄に。 Ok, quindi già aveva la maledizione da piccola. Ok. Scusi, lei chi è comunque? Ma Nomura ha lavorato su qualcosa? No, il simbolo è lì per qualche motivo di sicuro. Però cazzo è Kingdom Hearts, ragazzi. Ogni volta che lo vedi per come è impostata la scena, senti proprio il momento Nomura. È lui. Forse un crossover? Chi lo sa? Ok, quindi adesso siamo soldati. Possiamo andare a menare. No, Nomura, io
ero fino a 2 settimane fa, cioè sono tornato domenica scorsa. Sono stato a lavorare fuori 3 mesi in un luogo dove non c'era internet né niente. Quindi riuscivo a prendere poche notizie di quello che è successo in quest'estate. Una delle poche notizie che sono riuscito a leggere, all'improvviso, notizie, cose su Kingdom Hearts 4 e Nomura che va in pensione. Ho detto, che cazzo sta succedendo? Cioè, Nomura è ovunque. Nomura non andrà in pensione. Nomura tanto andrà in pensione quando avrà spiegato per bene, ragazzi, come finisce Kingdom Hearts. Cioè, Kingdom Hearts deve essere un pacchetto chiuso. Tu lo prendi, lo assaggi, dici, buono. Ci fai i vari giochi, capisci la trama e ti diverti. Quindi, e poi vai in pensione, no prima. Ci troviamo fino a qui? Ok. Allora, c'è una mappa. E io adesso in persona 6 voglio la mappa. Così con i vari spostamenti. Ok. Va bene. Allora, qui c'è un labirintino. Foresta. Niente di particolare qua. Qui c'è la zona ghiacciata. Allora, qui dobbiamo vedere da andarci. Ok. E anche qui. Qua è da dove eravamo. Ok. Allora, tu devi farmi provare lo Switch, quello io desidero veramente provare. Sì, Giuseppe, c'è tutte le cose di persona, quindi c'è il calendario, il sistema di giorno, mi sembra. 併合戦争の時代、隣国との国境の山あいに建てられた砦である。だが近年、怪物の増加によって王都の守りの重要度は増しており、送り込まれる兵士の数は再び増えつつある。新米の兵士たちは、砦へと続く急勾配の坂の手前で馬車から降ろされることになる。 C'è uno sviluppatore in cantina che piano piano... Mi preoccupa come cosa, sì. Allora, tu adesso mi fai combattere. Dai, dai. Dai, fammi combattere, dai. 全身が石みたいだ。おい、そこの若造、戦場で隙を見せるな。国境は平時でも揉め事が起こる。常在戦場だ。聖数字は Siamo pronti? 幾多の視線をくぐったこのクリンゲル様が兵への心構えを解いてやる。あれはそう、偵察任務の時だった。付き合いきれん。それよりお前が読んでた本だが、どんなとこが面白いんだ？ Il tratto è quello, cioè la mano è quella. Allora, cosa ti ha catturato tanto di quel libro? Ossia, cos'è che ti piace di più di quella realtà? Ah, perché c'è... Tu giustamente mo non capisci il senso di questa domanda. Su questo libro c'è una storia che parla di una città. La foto di questa città? I giorni nostri, la nostra realtà. Quindi ci sono macchine, grattacieli, persone. E lui vede quel mondo come un tutt'uno perché vive senza magia. Non c'è la magia. Ci sono degli inneschi magici. Ci sono questi con i negozi che li vendono. Esatto, esatto. Dire un mondo con una sola tribù. Tutti quanti uniti che lottano e si risolvono le cose. È tornato il Peppino, Fabio.
本はそれなりに読んできたが、そんなのは初めて見るな。死んだ国王もあれで即位したての頃は融和を掲げる理想論者だったらしいぞ。だが途中で投げ出して不可能だと証明しただけ Noi に、 dobbiamo ancora capire effettivamente sto messaggio a chi lo dobbiamo あ portare. の凡人王には荷が重すぎたんだ。貴様、新兵の Il 分 buon 際で Fabio chiede se stai scendendo. 聞き流す Yes, Fabio. 士気が下がる。ちめんどくさい。言いたいことがあんならはっきり言えよ。あ Allora, 受けてたってもいいけど。 dai. 正面 Noi solo il momento di provare la modalità a turni stiamo aspettando. Se vuoi far partire il fight. No, ancora non ho fatto un fight. Cioè, ho fatto la prima zona dove devi letteralmente scappare. Però un nemico sono riuscito piano piano a farlo fuori. Però lui ti toglie 60 e tu gli togli 2. 俺も良くない。思ったことがすぐ口に出るたちでな。だが、お前とは馬が合いそうだ。まだ治 Vabbè, ってなかったな。 facciamo squadra. Mi sblocco il menu e siamo a posto. レオンストロール。お前の Leon Stroll. Allora, Giuseppe, abbiamo scelto in live il nome. Prima doveva essere Marcus, poi mi è entrata una punta di Lucas. Marlucas. E all'inizio del gioco ti fa una domanda. Qual è il tuo vero nome? Tu che sceglierai le azioni del protagonista. E io ho messo Vincenzo a sto punto. という Vai. 名だ。うん。いい響きだ。嫌いじゃない。身分の違いは忘れていい。新兵同士、気兼ねなく行こう。という話があったわけだ。よし。では貴様らひよっこどもには Sì. 誰か 俺は兵士か。 Cioè, sai cos'è che mi sta piacendo pure? Quella cosa di dire... Cazzo, è l'impostazione proprio da persona... Non dico uno ad uno. Però non è ambientato ai giorni nostri. Quindi è quelle meccaniche, quel modo di giocare però... 砦の Non 兵 mi 士。 sbaglio nei trailer faceva vedere che poi C'è una specie pure di job system. Non ho visto gli approfondimenti che ho detto voglio vedere tutto in game. Non voglio anticipazioni, niente, niente di 状 niente. 況もわからないのにか。せめて体を分けるか。応援を。 Quando uscivano i video di gameplay, Giuseppe, lo aprivo 10 secondi a caso. Ok, vabbè, tutto a posto. Non li ho visti tutti, niente. Drost, grazie mille che sei passato e mi raccomando, dagli una prova perché è davvero molto bello. E poi la demo è gratis. E una demo gratis non si rifiuta mai, eh. Buona serata. 無視もできないか。仕方ない。 Facci menà, fammi vedere il menu, fammi vedere le statistiche. Grazie mille, Peppino. ねえ、嫌な予感が。 Ciao, ciao. なんていうか、匂いがするの。 Qua siamo a posto. 強くなってる。おい、どうかしたのか。お前、それ Che è successo? まさか妖精か。捕まえたのか。 Così gli fai venire un attimino dei dubbi. 自分の連れなんだ。まあそういうこと。あと呼ぶなら名前で呼んで。ガリカって立派な名前があるんだから。連れなのか。つまりずっと隠れていたわけか。無駄に騒がれたくなかっただけよ。それより嫌な気配がする。下手に進まない方が。 Fabio, mo' ho bevuto 2 secondi fa. Vabbè. に付き合って無駄死にする気はない。 Cioè, mo adesso non lo so. Ha detto che forse mi raggiungeva dopo e... Ho detto, guarda, oggi viviamo con l'effetto sorpresa. Ho detto, vediamo un po'. 珍しくないでしょ。わかった。とにかく安心しろ。死なせやしない。付き合うぜ。 Ottimo, nuovo alleato. Quindi mo mi sblocchi il menu, porca la miseria. 慎重に進んでいきましょう。砦にいる同士の方も無事だといいけど。 Ok.
Sbloccami i menu per piacere, dai. Dai. Dai, dai. Oh. 頼むわよ。 Ok. Il nostro alleato, quindi la persona a cui dobbiamo consegnare il messaggio è qui dentro. Posso? Me lo concedi? Supera le porte della fortezza. Ok, allora. Molte cutscene animate comunque, eh. Che cazzo è? Ma che cazzo sei? Ma che cos'è? 出やがった。こいつが人間か。フォークするな。追撃追撃。 Non mi far fare il primo fight contro di lui. Cioè, il primo fight a turni e mi metti contro il cugino di Godzilla. Che cazzo ne so io come funziona? Ok. Dai, dai. Un po' di soldati, un po' di cose e si fanno punti esperienza. 急ぐぞ。 Allora, spiego cosa sto cercando di fare. Conoscendo i giochi Atlus per come li ho sempre giocati io, ci potrebbe essere il momento in cui riusciamo a trovare il momento già adesso in cui riusciamo a farmarci un pochino di punti esperienza, un pochino di cose per il gioco completo. Quindi ci ottimizziamo un pochino la live. Ne andiamo un pochino lenti adesso, carburiamo. No, Fabio si esplora tutto, mo si fa tutto, vedi, già un pochino si sta aprendo. Mo si inizia un attimino a girare, si fanno i fight, si prende già tutto perché c'è la possibilità, è scritto all'inizio, che puoi trasferire il salvataggio nella versione completa. Quindi tutto quello che stiamo facendo adesso sarà per il gioco completo. Quindi mo ogni singolo punto, quindi fatemi notare se manco qualcosa, tutto deve essere esaminato, toccato, fatto o quant'altro. Che cazzo sei tu? Ok, questa è la tipologia di mostri che c'è in questo mondo, o per dire più in questa realtà. Assolutamente. Ok, fammi vedere il sistema a turni. Sì, va bene. 頼んだぜ。 Che io questo voglio provare. Allora, puoi premere Y per ingaggiare una battaglia di squadra insieme ai tuoi alleati. Puoi premere Y in ogni momento, ma se prima attacchi con X e stordisci i nemici potrai iniziare la battaglia di squadra in vantaggio. Ok. Un po' come Persona 3 Reload, così come abbiamo visto ieri. In questo caso c'è da fare prima lo stordimento e poi si passa alla modalità. Ok. Se attacca a ripetizione fino a esaurire del tutto l'indicatore di resistenza che compare a fianco del nemico, riuscirai a stordirlo. A posto. Ok, se gli fai finire la stamina. È finita. No, è finita. Ok. Ma poi solo questo mi dovevi dire. Con le tecniche. Quindi ci sono i turni.
Devi pregare che non si tirano indietro rispetto a sta cosa, ma immagino che... cioè, c'è una buonissima reputazione. Cerchiamo di elevarla sempre più. In modalità difficili i nemici dispongono di un'icona turno aggiuntivo nella maggior parte delle battaglie. Grazie mamma Atlus. Vedi. Hai osato, wow, Fabio, mo che finisco di parlare e ti dico fine, fai la clip. Hai parlato male di mamma Atlus? I nemici fanno un turno in più. Alcuni nemici. Tratta bene mamma Atlus, per piacere. Fammelo godere sto gioco. Fine. Fabio. Cioè. Perché questa cattiveria? Perché? Ah, eccoci qua. Allora, richiama il potere. Fiamma del mago. E tu fai danni da fuoco. Colonna sonora. Colonna sonora. Analisi del nemico. Ok. Quindi c'è fuoco, ghiaccio, fulmine, vento, luce e ombra. Affondo, attacchi distanza e devo vedere gli altri come li identifico. Ok. Ok. Combatti, usa le armi, cedi il turno, alza le difese e oggetti. Riavvolgi il tempo, riprova. Ah, no, ok. Ok. Facciamo attacchino normale. Ho capito. Ok, i nemici fanno male. Sì, ma la musica è bellissima. Ok, un po' di cure per piacere. Sa, chiedo così, No, l'amico non sa usare. Ok. Curiamo un pochino tutti e vediamo di comportarci meglio alla prossima. Allora, di là abbiamo esplorato. Aspetta, c'era anche un altro corridoio di qua. Quindi scendiamo un attimino giù. Ok. A posto. Ah, lui non lo posso ancora giustamente controllare. Ok. Fatto. Vittoria schiacciata. Un piccolo bonus. Grazie mille. Grazie mille, gentilissimi. Oh. Abbiamo fatto anche level up. Ok. Ok. Se respawnano i nemici, Fabio, è fatta. No, forza. Già ne abbiamo preso uno. Diamoci un po' di culo all'inizio, dai. Un po' di culo serve. Sì, fammi esplorare. Dammi cose. Fammi girare. Allora, qua niente. Ok, il nemico è lì. C'è anche un nemico qui. Cazzo è? Ma è un dente? Avrei voluto premere qualcosa, vi giuro. Vabbè, farmare in alcuni momenti non sarà una rottura di coglioni. Allora, non c'ho ancora il menu tattiche. Niente.
niente. Ok. Porta di qua. 使えそうなものはもらっておきましょう。 Ottimo, ottimo. Qui non c'è niente di interessante. Qui vabbè, la porta è rotta e non si aprirà mai. Allora. Ok, adesso possiamo andare di qua. Fermi. Attacco alle spalle? No, no, ma che? Fammelo combattere. Come si fa? Ah, ok. Quindi si va piano, pian pianino. Pian pianino. Ecco qua. 続けて攻めれば好機かな。炎の力だ。あと一息か。ふっやっとまだ耐える。 Eh no, sei stordito così. 燃え尽きろ。 No, mi piace Fabio. Fabio mi piace. 次も自信を持っていこう。片付いたか。これで安全になった。 No, mi piace proprio tanto. Questo è un problema. Questo è un problema bello grosso. Cioè, passi dall'uno all'altro così bello. Poi c'è le schivate, quindi puoi vedere di rompergli la stamina per forzare un pochino di più gli attacchi. E quindi io posso andare nelle zone ad alto rischio e farmi fight. E forse dire tante parolacce. No, Fabio, è proprio quello che mi serviva. Capito, ma che c'entriamo noi, scusami. Qua tutto bene. Lui sta letteralmente buttando il sangue. A posto così. No, ma quello grosso noi non lo possiamo affrontare. Dove andiamo? Ma non possiamo andare da nessuna parte. Momento. Allora, possiamo fidarci di lui? Secondo me sì. No. No. Noi giustamente dobbiamo andare lì. Ma ci sta, eh? Oh no, ma ci sta. Allora. Ah, un po' di esplorazione. Ecco qua. Ottimo. Dai che passiamo anche al livello 3. Innesco rotto. Si può vendere, ok. Ah, ok, c'è proprio la categoria da vendere. Chiavi, armi, armature. Ma l'equipaggiamento non lo posso cambiare. Allora, se hanno preso spunto dal... Non ricordo il nome esatto, scusatemi.
la modalità in Final Fantasy XVI dove avevi tutta la lore a portata di mano con i termini. Vabbè, lì era praticamente perfetta. Però se per ogni termine o quant'altro ci sono tutte le descrizioni e quant'altro e si passano i giorni a leggere, ragazzi, vi sto avvisando prima. Quindi se volete vedere il gameplay, uccido mostro, vado avanti, oh che bella storia e poi non ve ne fotte niente, avete sbagliato canale, scusate. Se sto gioco volete capirlo e approfondirlo a fondo, benvenuti, toglietevi le scarpe, sistematevi, siamo a posto. Ora, essendo questa una demo, noi ci leggiamo il primo perché ormai lo abbiamo aperto. Quando poi passiamo al gioco completo, che penso ci farà ripartire a questo punto dal capitolo 1 con tutto quello che abbiamo fatto, visto che si passa il salvataggio, e ce lo godiamo. Tom! Quanto medievale, non ci sono mica abituato a tutto questo high fantasy da parte di Atlus. Comunque salve Vincent, bello ribeccarti. Tom, sono stato fuori un paio di mesi e fa piacere si sia notata la mia assenza nel vasto mondo del web. Sono tornato, sono riuscito a tornare. Il gioco io lo sto amando. Non lo so. Speriamo che sia un amore corrisposto e che continuerà così fino alla fine. Però è molto bello. Grazie mille per l'abbonamento, Tom. Tu come stai? Tom, siamo tornati e ci siamo anche un pochino... Già abbiamo parlato io e Gianmarco che arriverà a breve. Siamo tornati, direi, anche più, per quanto possibile, più cazzuti di prima. La buttiamo così, morbida. Allora, magia. Un termine generico per indicare le tecniche che consumano potere magico al fine di piegare le leggi della natura per provocare determinati fenomeni. Ha una vasta gamma di applicazioni che spaziano dall'uso delle attività quotidiane all'impiego in battaglia da parte delle forze armate. Tuttavia, la magia non è una risorsa accessibile a tutti, poiché per usarla sono necessari degli inneschi magici, ottenibili solo dietro licenza. Ok. E questa cosa ce l'avevano detta prima. Poi ci mettiamo un giorno e ce li togliamo tutti da mezzo piano piano. Piccolo fight. Che è molto veloce comunque il fight system. No, stordito. Sono appena tornato dalle ferie. Di nuovo, voglio tornarci di nuovo. Ma per ora voglio tuffarmi in un mondo Sì, bravo, devi solo dirmi, visto che è una cosa piacevole, dove sei stato in ferie. Solo il luogo. Solo il luogo. Che spero ti sia piaciuto. Vai con un punto a magia. E Tom, dimmi tu dove metto il prossimo punto. Così la porterò alla run. È entrato Tom? Io voglio bene a Tom. Tom, dimmi tu il prossimo punto dove lo metto. Non mi faccio neanche i miei calcoli, vai, mi fido di te. Ecco come narra all'inizio, forgia tu la mia storia. Vai. Sta soundtrack mi gasa un pochino troppo, secondo me, eh. Il punto lo metti a ma. Ok, vai così. Allora, la strada è decisa. Visto che servono gli inneschi magici per utilizzare le magie e gli incantesimi, e noi abbiamo punti in magia, appena ci sblocca il negozio,
iniziamo a fare gli acquisti. Ho letto in ritardo. Ci sarebbe la vitalità, però per come in questo momento loro fanno male. Pure se aumentiamo un punto, credimi, non cambia assolutamente niente. C'è solo da essere un pochino veloci, giocare bene e menarli. Quindi ho iniziato ad aumentare come caratteristica base le difese, perché un pochino me la sto cavando. Sono morto all'inizio. Infatti se vedi la live c'è l'inizio, ok, iniziamo il gioco, poi morto. Ora quella schermata non ci sarà più. Cioè l'ho presa proprio come una cosa personale. È simpatico, è veloce, cioè non ti annoia. Ecco, pure in un'ottica di live, se ti devo dire, facciamo una live di un'ora dove faccio questo, non c'è problema. Non c'è assolutamente problema. Ah, ecco, Praga, a posto. Questa è una cosa bella. Da un lato, per altri motivi che prima o poi racconterò anche in live. Ed è una cosa che da un lato ha fatto piacere e da un lato è dispiaciuta molto, che è accaduta durante quest'estate. Complimenti per la scelta. Ecco, mettiamola così. Una gran bella meta. Però mannaccia la miseria. Puntini, puntini, puntini. Qua niente. Qua c'è qualcosa. Oh, c'era un dente. Oh. Ah, mi ha attaccato lui. Calmo, calmo. Se un nemico ti attacca in un dungeon, ti ritroverai ad affrontare una battaglia di squadra. Fai attenzione perché lo scontro inizierà con il turno del nemico. E vabbè. Capita. Ah, poi giustamente il gioco è così bastardo che in modalità difficile hai di nemici ad alcune categorie di nemici precisi da un turno in più. È un po' una cattiveria. E menano pure forte qua, essendo comunque la zona iniziale. Quindi grazie a Atlus, grazie mille. Però il posto era una fiaba fatta città e la birra. Quindi a te è piaciuto stare lì? Birre artigianali, spero. Aspetta, dammi un minuto, fammi curare un attimo. Aspetta, siamo un pochino... Ok, e tu recuperi 20 PM. Tanto qua dietro mo c'è una boss fight, c'è uno scontro un pochino più difficile. Ok.
per forza, era proprio... Cioè, c'era il citofono giù. 人間なんなのよこいつ。 PS che fa il deficiente. No, ma io non posso staccare qua. No. Io ti devo menare a te. Ragazzi, perdonatemi, ma era completamente saltata la connessione a OBS. Cioè, dicevo proprio, non c'è linea. Vediamo un attimo. Dovrei essere tornato in live. Giustamente come classica fortuna vuole. Nel momento clou il problema deve succedere. Se no non sarebbe una mia live. Per forza. Allora, siamo di nuovo. Ok. Allora, ce la facciamo? Sì, Fabio, OBS aveva completamente perso la connessione. L'ho riavviato, vedi, si aggiorni, sono di nuovo in live. Vedi un attimo. Ok, allora. Fatemi rimettere la chat. Ok, a posto. Ce l'abbiamo fatta. Giustamente si doveva bloccare nel momento clou. Meno male che me ne sono reso conto. Allora, tu è pericoloso. Penso proprio di sì, mo. とにかくやるしかないよ。 Devo sopravvivere se voglio portare a termine la missione. Direi di sì. Allora, 力押しじゃ勝てないの。 Homo Corleo. Di te non sappiamo un cazzo, mettiamola così. Debole al fuoco, visto che è l'unico elemento che abbiamo. Assolutamente. Si fa niente. Sì, tu addirittura gli fai uno. Ecco. Aglia. 何これ。攻撃が全然効いてない。 Allora, o mi sblocchi le abilità. けなく死んでたまるか。 A sto punto risparmiamo i punti magia per dopo. Facci tua. Sì, 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 certo, certo, certo. No, no, ma è giusto. È giusto. No, ma non possiamo morire qui così. お前ら逃げろ。でも。いいか。俺は貴族だ。貴族が民より後に死ぬのは恥なんだよ。じゃあな。ちゃんと生き残れよ。 Forse sei puro, forse, forse, ないよ。誰か回復できないの？ No. No.
Ma che stai dicendo? 大丈夫かバカ野郎早く No. 汝定めを課せられしこの憂いを抱え Non る essere una farfalla, per piacere. Ah, ok. あなたは Che やがて cazzarola sta succedendo? 今は分からずといずれ全てが回り出す道は二つに一つその試練へと赴くかここで倒れ伏すかさあ選ぶのです選ぶいいでしょう恐れと向き合う魂には英雄が目覚める己自身に命じなさい内なる英雄の姿に変われと Persona? No. No. Sì, sì, sì. Capito? Pochino troppo però, eh. Pochino troppo però va bene, brava Atlus. Ma ogni volta che dobbiamo fare il fight facciamo questo. Che cazzo sta succedendo? Ma chiedo, chiedo per capire. È persona, ma non è persona. Però è persona. Ma non è persona. Però è persona. Però non è persona. Che è successo? とにかくあいつをなんとかしないと Questo mo fa male. Allora, danni magici da vento leggero. Di vento. Cazzo, questo lo senti però, eh. Ok, oltretutto questo può essere la magia nonostante non abbia un innesco. Ok, quindi la nostra razza ha forse questa abilità particolare? Quella di unirsi a queste entità, fare cose? Siamo dei cyborg? Non lo so. Ok, ci ha spiegato le debolezze. E guadagniamo comunque punti turno. Ok. ここに突きやれろ 落ち着いていこう Guadagniamo un pochino in più. このまま押し切る Ok. Aspetta che ce la facciamo ancora. Persona no, sì, è giusto. Dark Souls 4, detto anche Elden Ring. Lontano parente, anzi vicinissimo parente, cugino di primo grado. Non fratello. C'era una storia dietro che sembrava fosse il fratello, ma in realtà poi è risultato essere il cugino. Non è stato confermato. Allora, io questa abilità sola c'ho, quindi sto colpendo delle mele. Lui è una mela mutata. Questo mondo è il pericolo e la frutta. 王者の魂をここに Ok, fino a quando fai questa. Fa anche questa. Tutto a リン posto. ゴみたいなのどうにかしないとそうね私ならできることがあるかもねえ Se vuoi fare pure tu qualcosa, dimmi tu. 了解 Grazie. それならもう回復もできないはず今のうちにやっちゃいましょう Ok, mo adesso parliamo un attimino io e te.
Allora, iniziamo un pochino a vedere se le ali... A posto. Fatto. Cugino di primo open world. Sì, sì, sì. È il matrimonio dei primi due rami di famiglia. Ed è nato questo cugino. Molto bravo a dire il vero. Ha portato molto onore alla sua famiglia. Tu le ali non ce l'hai più. Sì, sì. Vediamo se i danni... no. Comunque conviene fare. Ok, si velocizzano anche gli attacchi spammando la... Ok. Aspetta un momento. Dovrebbe essere l'ultimo? Ok. Era di Gorleo. E il persona, spirito, anima, essenza sale di livello. Al momento può salire fino al livello 20. Il primo che mi scrive quale valore deve aumentare. Agilità. Ok. 本当の力とはすなわち願い心よりするものけれど願いは恐れや不安の裏返し Vabbè. 古来より Vabbè. その試練に立ち向かった者だけが願いを叶え美徳の道を示す者英雄として語られてきましたあなたに目覚めたのはそんな英雄の精神すべての人に眠る未知への不安を探求心へと変える力世界を変えたいのならその力を手に旅に出るのです己の使命を探し出す旅の何今の声っていうかあんたも Che cazzo sei? 力あれ何いきなり心臓が金属みたいに変わったと思ったら姿まで見てストロールって人まだ生きてる驚いたんだ。誰か生き残ったのか。その声もしかしてグライアスよかった Ok, lui è il contatto. カリカか。ほら彼が例の同志よ伝令を届ける相手手ひどくやられてるな。肩を貸してくれ。一緒に運んでやろう。血の匂いで獣が寄ってくる。急いでここを離れるぞ。気を失ってるだけのようだ。ここなら少しは休めるだろう。改めて久しぶりねグライアスとんだ再会になったけどお互い生き残ったんだ。上出来だ。加勢できずすまなかったが。そいつは新顔か。しかしなぜあの力を。あんなの私も初めて見たグライアス何か知ってるのまあな。それより今は任務の話だ。うん時間も惜しいから伝えるねグライアス今回あなたに課せられた任務は国王暗殺犯のルイを殺害せよそうか。ancora non si è visto. 遅すぎたくらいだ。公表されてないが
陛下の死が殺しだって話は軍じゃもう公然の秘密だ。ルイめ、今度は陛下までも。それだけじゃない。事態は一刻を争うの。王子の容体が芳しくなくて。里の秘宝で遠見の鏡というそうよ。見えているのは今この瞬間の王子の姿。Ah, principe, ok, quindi è un ragazzo. Ok, avevo capito io male prima. 呪いの茨は健在か。特にはやっぱり術者のルイの命を絶つしかないみたい。それにもたもたしてたら次の王様が勝手に決められちゃう。Effettivamente, dacci qualche dettaglio. 冗談だろう。 Eccolo qua. 15年ほど前、 Prima cutscene del gioco, lui che uccide il re. Lui è il pezzo di merda per eccellenza. 怪物と噂になった。 Cioè, guardatelo. ルイ Cioè, c'ha proprio la faccia da stronzo. 傭兵と魔法戦の天才だ。一時は最年少で将軍かとまで噂されたが、 Cioè, tu devi morire. 奴は Tu devi prendere le botte, quelle grosse. 王子殿下は敵の魔導士の魔法を受け、死の呪いに侵されてしまった。その魔導士こそ他ならぬルイだ。今や王子殿下だけでなく、陛下をも手にかけた大罪人。万が一にも玉座につけば王国は滅びる。 Cioè, ci vogliono gli schiaffi qua oppure no? ルイの支持者って割と多かったんだけど、そこまで疑われたのになんでなの？ルイの手際は見事で、物証は何も出なかった。疑いは残ったが投獄はできず、結局地方へ領違いされるだけにとどまった。それに奴は現場の軍人たちからは有能な上官として今でも支持が厚い。容疑を濡れ衣だと信じている者も少なくない。実 Ok, 際 noi dobbiamo arrivare a lui comunque in qualche modo. 長年くすぶっていた独立運動が平定されたのはルイの功績だ。悔しいが奴は確かに強い。武術に魔法、紛れもなく天才だ。世の中に納得できず力を求めている連中の憧れなのさ。グライアスがそこまで言うなんて、これは骨が折れそうね。 I quattro? 仕事俺にも手伝わせてくれ。そっちは部外者だったわけか。タヌキ寝入りで盗み聞きか。逃げおせると思うか。さっきので魔導機も壊れちまった。逃げる気はない。俺は俺の正義を貫きたいだけだ。ねえグライアス、助かったのは彼もいたからよ。人手不足だし手伝ってもらおう。救った命を粗末にすることはない。お前、仲間でもない初対面だったこいつに命を捨てて加勢したっていうのか。戦いで貴族が平民より後に死ぬのは恥だ。 Tu o sei veramente buono o veramente stai fingendo proprio come si deve. 妙な動きを見せたら容赦なく殺す。それじゃあ。というわけだ。またよろしくな。だが俺たちが助かったことは伏せる。身を隠すには死人のままの方が好都合だ。大義を遂げるまでその命預からせてもらう。やるしかない。 Vabbè, una quest. Allora, dobbiamo sconfiggerlo. E fine qua. 国葬にはルイも現れる。それまでに王都に戻れないと勝機はない。 Cioè, mi sembra normale. 街道を通れば検問に遭うだろう。そこで別の道を使うぞ。この Ok, 先の廃 mi 校 dici solo dove devo iniziare a cercare, poi a posto. 今夜は傷を癒しておけ。明朝に出発しよう。頼むぞ。 Va benissimo. 本当の任務が始まるのね。それじゃ野営 Allora, の準備 vediamo se ci fa salvare così iniziamo a staccare la live che vado anche un attimino pure a mangiare. お前ら二人は今日のが初仕事か。初陣で人間に出くわすとはな。
Non ho capito, scusa, non ho capito. Aspetta, fermati, fermati, non ho capito. In che senso? Quindi i mostri sono gli umani. Ok, c'è qualcosa proprio che puzza in questa trama, eh. Dico qualcosa di profondo, qualcosa di concreto e che vale la pena di cercare di capire fino alla fine del gioco. あいつらは何なんだ。どう見ても普通の生き物じゃない。人間の生態は Bestia, disse quello con le corna in testa. 普通の攻撃は È proprio quello il punto. 姿も習性もどんな動物にも似ていない。確かなのはここ数年被害が増える一方だってことだ。俺が砦に潜入してたのはその辺を調べるためだ。何か掴んだのか。えらく食いついてくるな。残念だが確かなことは分かってない。夜は長い。他にも聞きたいことはあるか。 No, vai, vai. Guaglia. この頭数で正面からは挑めない。必然的に暗殺ってことになるな。ルイは王族殺しの大罪人だが、皮肉なことに民衆は必ずしも奴を嫌ってない。人間を討伐できる武力を持ってるからだ。軍が手を焼いてる間にルイが次々と勝って回ってる。奴もある意味怪物さ。お前より若い頃から天才軍師としても魔導士としても一目置かれていた。そんな相手を俺たちだけで狙うのか。国葬の人混みを利用するしかないだろうな。ルイだけは絶対に許すことはできない。必ず仕留める。 L'idea è quella. Ok, se hai con te del fuoco, i mostri pericolosi non si avvicineranno. Allora, io inizio a salvare. Ecco qua. Allora, io stacco un attimo, così mangio e ci prepariamo e switchiamo a persona. Ragazzi, grazie mille a tutti quelli che sono rimasti finora. Io la demo la continuo domani a questo punto, quindi mo vedo domani pomeriggio, domani verso quest'ora, devo vedere un pochino gli impegni che ho. E lo continuiamo. Quindi grazie mille a tutti. Scherzetto. Ci vediamo tra una ventina di minuti al massimo. Appena arriva Gianmarco e ne approfitto anche io per mangiare qualcosina. Quindi a dopo.